buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, ruspe in azione, blitz della polizia, bonificata la voragine, via Baraccopoli e stranieri irregolari tra la via Sturzo e Corso Sicilia. Sanità, appalti truccati per 130 milioni, 15 indagati, 2 funzionari domiciliari. Faraone, vicepresidente di Italia Viva, accusa la politica supporta queste vergogne. Gli incontri per definire le mazzette da elargire ai medici coinvolti nell'inchiesta alla procura Arretusea venivano nella sede di Microsoft. Omicidio di Angelo Pirri a Pace del Mela nel Messinese, indagato il padre, l'ultima persona ad aver visto viva la vittima. La cattedrale di Siracusa come non l'avete mai vista, con un visore si può rivivere la storia del Tempio attraverso i secoli, una novità che diventa attrattiva per i turisti. Catania Beach Soccer in semifinale di Euro Winners Cup, la Champions del Beach. I rossazzurri hanno eliminato il Sunrise Kiev e sono tra le 4 migliori squadre d'Europa. Bentrovati, ancora una buona giornata. Iniziamo questa edizione nel documentarvi il blitz della Polizia di Catania effettuato dalle 6:30 di questa mattina nella voragine tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Vi avevamo mostrato nei giorni scorsi il degrado di quest'area. Quindi questa mattina sono entrate in azione le ruspe, squadre delle volanti e la questura con il supporto dell'amministrazione comunale, presente anche il sindaco Trantino e anche i proprietari dell'area. Hanno avviato un'operazione di bonifica e di ripristino del decoro urbano. C'era per noi Tonino De Mano. Dopo l'identificazione di 5 marocchini, per tutti è scattato l'ordine di espulsione dal territorio italiano. Alle prime luci del giorno è stato avviato lo sgombero della cosiddetta voragine, incastonata tra la via Sturzo, Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ad accendere i riflettori per primi sul degrado della zona era stato il comitato dei residenti di Corso Sicilia, rappresentato da Pietro Ivan Maravigna. Ad effettuare le operazioni, alla presenza del sindaco Trantino, è stata la Polizia di Stato che già da giorni controllava l'area fino all'ultimo step, quello dello sbaraccamento. Gli atti sono anche di più, perché comunque abbiamo fatto delle attività preliminari, ovviamente, perché qui dentro dormivano delle persone, prevalentemente appunto solo di notte, quindi erano persone che venivano a dormire qui, e questo ha richiesto più step da parte della Polizia di Stato con l'identificazione, l'individuazione, e anche alcuni sono stati trattati amministrativamente perché irregolari sono stati espulsi, soprattutto in particolar modo 5 originari del Marocco. Rinfrancato il sindaco Trantino. Si tratta di un intervento cominciato 3 giorni fa, fortemente voluto dalla Polizia di Stato, che ringrazio, che ha chiesto la nostra collaborazione immediatamente l'ha ricevuta. Lo stiamo perfezionando e nei prossimi giorni, oggi si rilevano gli ingombranti, nei prossimi giorni si leveranno gli altri rifiuti. È già da un mese che pende una nostra richiesta di acquisto di quest'area, così come quell'altra di via Ventimiglia, della voragine di via Ventimiglia. Stiamo attendendo risposta, perché ho chiesto uno sforzo importante al Comune di Catania per vedere se noi possiamo acquisirla nonostante le nostre risorse limitate. Tra i giacigli rinvenuto anche un quadro, ma la bellezza e l'arte da queste parti non erano certo di casa. E adesso parliamo di sanità. Un vero e proprio comitato d'affari capeggiato da un noto commercialista avrebbe gestito illecitamente gli appalti della sanità siciliana. Sotto la lente di ingrandimento, lavori pubblici per 130 milioni di euro, 15 gli indagati, 2 i funzionari agli arresti domiciliari. Manlio Viola. Ufficialmente era un commercialista di grido con rapporti importanti nel mondo della politica sanitaria, consulente di diverse ASP alla guida del collegio sindacale dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo e anche presidente dell'organismo indipendente di valutazione delle performance regionali. Antonio Sciacchitano avrebbe approfittato del suo ruolo per dar vita però a un vero e proprio comitato d'affari per governare illecitamente gli appalti della sanità pubblica siciliana. Lavori per 130 milioni di euro, quelli finiti nel mirino della Guardia di Finanza, almeno 5 quelli che sarebbero stati manipolati attraverso gare fatte a hoc per imprese amiche, commissioni aggiudicatrici infiltrate e tanto altro. Si tratta di forniture e opere per l'ASP di Trapani, 2 appalti dell'ASP di Caltanissetta, una fornitura per l'ospedale civico di Palermo, un'altra per l'ospedale Villa Sofia, sempre di Palermo. Ai domiciliari è finito il presunto capo del comitato d'affari, proprio Antonio Sciacchitano, ma anche l'imprenditore Catello Cacace, 61 anni. Altri 8 sono stati raggiunti da misure interdittive, mentre 5 sono gli ulteriori
gli indagati. Qui ballano milioni, diceva Sciacchitano al telefono senza sapere di essere intercettato, e dava indicazioni a tutti su come comporre le commissioni d'appalto, su cosa scrivere nelle gare per far vincere gli amici. Una rete fitta quella che aveva messo in piedi. Nel suo studio i finanzieri hanno trovato 44.000 euro in contanti, mentre addosso al momento del fermo ne aveva altri 3.000. Il gruppo aveva cercato contatti anche alla regione, in particolare con l'assessorato al bilancio, ma senza riuscirci. In serata la regione siciliana ha ricevuto le carte dalla procura, ha anche disposto per Sciacchitano la revoca dell'incarico di presidente dell'organismo indipendente di valutazione. E sul nuovo scandalo della sanità siciliana è intervenuto a Palermo il vicepresidente Italia Viva, Davide Faraona, che ha detto: ennesimo scandaloso verminaio, la politica supporta queste vergogne. Marco Gulla. Il quadro è drammatico perché mentre i cittadini non hanno come curarsi, le liste d'attesa sono infinite, i pronto soccorso sono diventati luoghi in cui si staziona per giorni e non soltanto per qualche minuto, c'è chi lucra, chi fa affari, chi si spartisce gli appalti con la connivenza di manager e politica. Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, commenta così la nuova inchiesta che ha scosso la sanità siciliana. Nel corso di un incontro a Palermo sullo stato della sanità nell'isola, Faraone aggiunge: tutto questo avviene senza che il governo abbia esercitato alcuna forma di controllo. Il sistema sanitario che non deve essere al servizio dei cittadini, ma deve essere al servizio di politici che nominano dei manager che poi costruiscono consenso e mazzette. E questo è emerso ripetutamente e continua ad accadere. Il primo responsabile di questo disordine è il Presidente della Regione, che nomina i manager, che non controlla un sistema che è malato e fuori controllo. Il vicepresidente di Italia Viva nei mesi addietro ha denunciato lo stato di alcuni ospedali e pronto soccorso tra lunghe attese e gravi carenze. Era stato detto che se le liste d'attesa il problema non fosse stato risolto, i manager sarebbero stati cacciati, invece sono tutti lì al loro posto perché difesi dai politici che fanno i propri interessi e non fanno gli interessi dei cittadini. E si parla di mazzette anche sull'altro scandalo, quello sulle protesi acustiche, che vede coinvolti anche alcuni medici del Policlinico di Catania. Giusy Lazzara. Un ufficio, un sistema collaudato di mazzette, regali e favori, un intreccio tra camici bianchi e un'azienda di apparecchi acustici. Questi i punti cardine dell'inchiesta della Procura di Siracusa, che mercoledì ha scoperchiato l'ennesimo scandalo nella sanità siciliana. Secondo le indagini, centro degli affari la sede dell'azienda Microfon di Siracusa, gestita dai fratelli Violante e dal cognato Allibrio. Questa, secondo gli inquirenti, la base operativa dove si svolgevano gli incontri e si concordavano le mazzette da elargire ai medici per l'invio dei pazienti. Un lavoro ben organizzato che, per chi indaga, avrebbe previsto anche un giro di contabilità con tanto di nomi e cifre, affidato addirittura a 2 impiegati amministrativi. Non c'era solo Siracusa, anche Ragusa, Catania, Lentini e Avola. Nell'inchiesta ci sono 22 indagati, tra loro medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa di Otorino Laringoiatria, Igola Mantia, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese. E ancora l'Otorino Raffaele Azzaro. Compare nelle carte anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ronzisvalle, Pasqualino Monea, primario del San Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. Denaro, contanti, viaggi e cene che, secondo i militari del NAS di Ragusa, coordinati dalla Procura di Siracusa, facevano parte degli accordi. Sull'omicidio di Angelo Pirri, ucciso venerdì scorso a Pace del Mela nel Messinese, è indagato il padre del 41enne, Francesco Triolo. Le indagini sull'omicidio di Angelo Pirri, avvenuto venerdì scorso a Pace del Mela, potrebbero essere ad un punto di svolta. La Procura di Barcellona ha iscritto nel registro degli indagati il padre del 41enne Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo, pensionato, è al momento l'unico indagato per la morte del figlio. I magistrati stanno riannodando le fila dell'indagine. Dalla dinamica pare che Pirri abbia tentato di fuggire scavalcando il guardrail dell'autostrada prima di essere freddato. Agli ultimi contatti proprio il padre sarebbe l'ultima persona ad averlo visto vivo quando lo aveva accompagnato in auto al rientro da Napoli. Cosa facesse a Napoli è quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, se per una nuova compagna o per altro. Il 41enne si occupava di parti meccaniche e accessori per imbarcazioni da diporto.
Al padre di Angelo Pirri è stato notificato un avviso di garanzia. L'ipotesi di reato è contestata e omicidio volontario. Gli è stata inoltre perquisita l'abitazione e sequestrata apparecchiature telefoniche. I procuratori Carlo Brai e Doro Esposita, sotto il coordinamento del procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera, hanno anche disposto ulteriori accertamenti sulla salma per chiarire aspetti emersi durante le indagini. Un uomo di 51 anni di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato ai carabinieri per minaccia aggravata, la presenza di un minore e detenzione di armi. L'uomo, già aggravato a precedenti penali, è entrato in un bar minacciando i presenti e affermando che li avrebbe uccisi tutti. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno perquisito l'auto dell'uomo, trovando una carabina carica nascosta sotto il sedile e una piccozza nel cofano. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. La Commissione europea ha sbloccato oltre 230 milioni di euro di fondi destinati al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. La notizia arriva dopo l'approvazione di tutti e 9 i piani degli ambiti territoriali ottimali. Simona Mazzone. Perdite dagli acquedotti e depurazione delle acque reflue, un binomio che in Sicilia è una costante che si ripresenta puntualmente quando si parla di siccità. Oggi arriva una boccata d'ossigeno per il sistema idrico siciliano. La Commissione europea ha sbloccato oltre 230 milioni di euro di fondi destinati al miglioramento del servizio idrico integrato nell'isola. La notizia, attesa da tempo, arriva dopo che la regione siciliana ha finalmente completato e approvato tutti e 9 i piani degli ambiti territoriali ottimali. Un passaggio fondamentale che ha permesso di soddisfare il requisito indispensabile per accedere ai fondi strutturali europei. Questo traguardo permetterà di dare il via a una serie di interventi cruciali, focalizzati principalmente sul recupero delle perdite degli acquedotti e sulla depurazione delle acque reflue, in particolare quella degli agglomerati attualmente sotto procedura di infrazione. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta un passo significativo per la Sicilia, ha dichiarato il presidente della regione Schifani, sottolineando l'efficace coordinamento tra regione, Commissione europea e presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi rientrano nel programma regionale FES Sicilia 21-27. In particolare l'azione dedicata al miglioramento del servizio idrico integrato dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 47 milioni di euro e la regione ha pubblicato avvisi per oltre 150 milioni di euro. Riqualificazione e sviluppo urbano, un piano da 37 milioni e mezzo di euro per cambiare il volto di Catania. 11 i progetti finanziati. Tonino De Mano. Un investimento da 37 milioni e mezzo di euro per 11 progetti che cambieranno il volto di Catania, con interventi mirati a potenziare infrastrutture, strade, marciapiedi, piazze, scuole e realizzare affascinanti percorsi ciclabili. Uno di questi collegherà Catania Borgo, Mister Bianco, Belpasso e Piano Tavola, costo 5 milioni di euro. Grande attenzione al quartiere Cibali, con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili in prossimità delle aree metropolitane di Cibali e Milo, e alla cultura, con la riqualificazione di un nuovo spazio museale dell'ex convento Crociferi, mentre 6 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati per rilanciare l'area di Faro Biscari, ex Fiera Kennedy, che diventerà un'area strategica per eventi e accoglienza. La soddisfazione negli occhi e nelle parole del sindaco trantino. Tanti passi in avanti per la città, all'insegna di più categorie di lavori, quindi dall'inclusione alla mobilità, alla riqualificazione di alcune strade, alla soluzione di problemi rispetto ad alcuni temi. Penso fra tutti il polo museale di Via Crociferi, rimasto incrostato per anni per degli errori compiuti in passato, errori di natura progettuale, e abbiamo deciso basta, azzeriamo e ricominciamo, non da zero perché gran parte delle cose sono state fatte, però cerchiamo adesso di accelerare per la conclusione del progetto. Fondi europei abilmente intercettati dall'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Gioco di squadra con progetti importanti legati alla mobilità, alla rigenerazione urbana della nostra città, quindi un ulteriore tassello per andare avanti nell'utilizzo di fondi comunitari, quindi senza un solo centesimo a carico del comune e dei comuni ovviamente che fanno parte delle FUO, che sono ben 21. Finanziamenti anche per l'efficientamento energetico dell'Istituto Campanella Sturzo e per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico Mimosa. Breve pausa e poi altre notizie e servizi. A tra poco.
Eccoci, adesso vi proponiamo di vedere le immagini di un'importante operazione di ripristino del fondale dell'area dei Ciclopi nel Catanese, dove i sub di Mare Vivo hanno rimosso oltre 600 metri di reti fantasma. Emanuela Corsi. I faraglioni che svettano dal mare, l'isola lachea, i fondali con una morfologia lavica contraddistinta da rocce scure e taglienti che creano una barriera abitata da numerose specie di pesci. Quella delle isole Ciclopi è un'area protetta tra mito e leggenda che si estende nel tratto di mare antistante Aci Trezza e quello tra Capomolini e Punta Guzza nel comune di Aci Castello. Questo ecosistema di straordinaria bellezza e biodiversità da anni viene minacciato dalla presenza di attrezzi da pesca abbandonati e rifiuti ingombranti. Grazie all'intervento di Mare Vivo, che come vediamo in queste immagini ha rimosso oltre 600 metri di reti fantasma abbandonate sul fondale, è tornato a splendere. La presenza di questi attrezzi era stata segnalata dai cacciatori di reti fantasma, un gruppo di subacquei amanti del mare che operano nella zona da moltissimi anni e che hanno supportato la divisione subacquea dell'associazione in questa attività. La conformazione dell'area facilita la pesca intensiva e l'intrappolamento delle reti che restano incagliate causa un impatto devastante sull'equilibrio dell'ecosistema, continuando a catturare tra le loro maglie la fauna e la flora marina. Pochi giorni fa i volontari di Mare Vivo hanno effettuato un'altra importante operazione di recupero a Milazzo, nel Messinese, che ha portato alla rimozione di 6 tonnellate di pneumatici fuori uso dal fondale. Adesso vi proponiamo una mostra immersiva alla Cattedrale di Siracusa. Con un visore si può rivivere la storia del Tempio attraverso i secoli, una novità che sta attraendo tanti siracusani ma anche tanti turisti, che abbiamo provato anche noi a vivere questa mostra immersiva. Vediamo con Francesco Aloi. Indossando questo visore si fa un viaggio nel tempo. La storia della Cattedrale di Siracusa la si rivive così. Una trasformazione lunga secoli e secoli, che arriva fino ad oggi. Il progetto prevede una ricostruzione innanzitutto dell'oikos arcaico che appunto si trovava in Piazza Duomo, e poi della ricostruzione del Tempio di Atena fino alle varie trasformazioni che questo ha avuto, diventando appunto chiesa cristiana e poi cattedrale. Quindi dal Tempio di Atena alla prima chiesa bizantina, passando per quella normanna fino all'età barocca. Una novità per turisti ma anche siracusani, che fa capire come il virtuale non sempre va sostituito al reale, a volte va a braccetto. Il virtuale ci serve semplicemente a capire meglio come sono stati fatti questi passaggi e ad avere visivamente un'immagine che ci possa far capire soprattutto com'era il Tempio. Con la realtà virtuale, quindi, si può vedere quello che non c'è più o che è nascosto dalle modifiche del tempo. Una full immersion che attrae tutti, anche i giovani. Naturalmente è il mondo a loro più congeniale, perché comunque vivono attraverso le immagini. Ma con la stessa modalità si può visitare anche la catacomba di San Giovanni, quando la tecnologia, se usata bene, rappresenta una marcia in più. Adesso una breve pausa e poi parleremo di sport. A tra poco. Eccoci allo sport. Il Catania Beach Soccer stacca il biglietto per le semifinali dell'Euro Winners Cup, la Champions dei Beach. I rossoazzurri piegano per 3-2 gli ucraini del Sunrise Kiev e sono ufficialmente tra le prime 4 compagini più importanti d'Europa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0, ma gli etnei creano di più. La seconda frazione di gioco vede andare in vantaggio a sorpresa gli ucraini. I catanesi rimontano con Tanger e Mauricinho. Il Sunrise pareggia e sul 2-2 diventa determinante il terzo tempo, in cui il Catania Beach Soccer trova lo spunto vincente con Tanger. Ufficiali le date del ritiro estivo del Catania. Rossazzurri al lavoro a Norcia in Umbria. Siamo al calcio da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto. I primi allenamenti della stagione 2025-2026 saranno svolti allo stadio Filippo Micheli.
La Meta Catania vince gara 2 di semifinale scudetto contro Cenzano con il punteggio di 2-0. I rossazzurri per arrivare in semifinale dovranno vincere gara 3 sempre a Catania. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, una buona giornata, vi lascio la rassegna stampa, prossima edizione di Sicilia 24 alle 14. Ancora una buona giornata.